parola vieni a noi, annunciala tu la dono, la tua promessa porterà salvezza e perdono. Saluti tutti quanti che ci stanno seguendo. Diamo inizio al Triduo Pasquale. Oggi in questa giornata ricordiamo il grande dono dell'amore che Gesù Cristo ci fa nell'Eucaristia, l'istituzione dell'Eucaristia e anche del sacerdozio ministeriale, come anche l'amore fraterno tra di noi, perché sono tutti legati insieme. Poi domani alle ore 15 ricordiamo la morte di Gesù Cristo. Non ci sarà una celebrazione della messa, ma soltanto la lettura della passione e anche delle preghiere universali. Poi ci sarà la comunione, ovviamente poi ciascuno a casa fa la comunione del desiderio. Poi a Pasqua non celebriamo la veglia pasquale perché anche siamo, diciamo così, ristretti, anche perché non abbiamo la possibilità, perché ci sarà in questa cappella la celebrazione che si farà per la comunità del Buon Pastore, ma poi celebriamo la Pasqua insieme domenica alla messa della 10. Allora, nella messa vespertina del Giovedì Santo ci rallegriamo per il dono che Gesù ci ha lasciato. Il pane e il vino dell'Eucaristia ci mostrano il suo infinito amore. Con gioia possiamo contare ancora oggi sulla presenza viva e reale del Signore nella nostra storia. Vogliamo veramente in questa messa soprattutto ringraziare. Eucaristia significa ringraziamento. Ringraziare il Signore che ci ha dato se stesso, questo è il suo dono, se stesso nella presenza Eucaristia. All'inizio di questa messa desideriamo chiedere perdono al Signore. In questo tempo di pandemia ci siamo stati, diciamo così, lasciati delle volte dei momenti in cui non potevamo partecipare all'Eucaristia, ma chiediamo perdono al Signore perché non sempre nella nostra vita abbiamo valorizzato questo grande dono dell'Eucaristia. Non sempre abbiamo partecipato nella messa domenicale insieme con tutta la comunità. Chiediamo perdono perché non ci siamo soffermati di fronte alla presenza del Signore nell'Eucaristia. E anche come sacerdoti chiediamo perdono perché delle volte non sempre celebriamo con grande dignità e rispetto l'Eucaristia che celebriamo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni vero amore passa attraverso il dono di sé e conosce la croce. Lo sperimentiamo nella vita di tutti i giorni e constatiamo anche quanto sia facile non essere fedeli ad incarnare la gratuità di questo amore. Mettiamoci davanti al Signore nella profonda verità del nostro cuore e chiediamogli perdono per i nostri peccati. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo pietà. Kyrie
Christe eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Insieme e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immollerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore,
di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il toccaci, Signore, dona di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il mio calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio nel ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria, 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 gloria a te, Cristo Signore. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria, gloria, gloria a te, Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo un cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i miei piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti che lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri.
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché io sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Come ho già detto all'inizio della celebrazione della Messa, in questo inizio del Triduo Pasquale, noi commemoriamo l'istituzione dell'Eucaristia, in cui Gesù Cristo, proprio nella notte in cui veniva tradito, ci dice San Paolo, ci ha lasciato questo grande dono, la sua presenza nell'Eucaristia. Forse mai come oggi, proprio in queste esperienze della pandemia, ci può anche aiutare a capire l'importanza dell'Eucaristia. Perché? Perché durante questa pandemia, per alcuni momenti o tempi, in tutto il mondo siamo stati privati proprio di partecipare all'Eucaristia. Adesso questa è una realtà, diciamo così, che ha un doppio effetto. Può creare in noi una certa indifferenza, può creare in noi, che ci abituiamo a tutto, anche alla privazione dell'Eucaristia, o al contrario, e spero che questa sia stata l'esperienza, in cui aneliamo alla presenza di Gesù Cristo, alla presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia, aneliamo per l'Eucaristia di ricevere Gesù Cristo. Ecco allora il tempo in cui stiamo passando è un tempo favorevole, posso dire, perché ci aiuta a capire meglio l'importanza dell'Eucaristia, la presenza, quella presenza di Gesù Cristo. Nella notte in cui veniva tradito, in questo giorno, in questo momento in cui Gesù veniva tradito, a che cosa ha pensato? È questo Gesù Cristo, non a difendersi da colui che ha cercato di dargli nelle mani dei suoi nemici, non ha cercato di scappare, non ha cominciato a lamentarsi: ma guarda come ho fatto così tanto bene e adesso questi vogliono uccidermi. Ma invece ha pensato una cosa, come lui può rimanere vicino all'uomo, cioè ha pensato a darci l'Eucaristia nel momento in cui lui veniva tradito, nel momento in cui lui riceve un'azione così cattiva da parte nostra. Lui pensa all'amore, pensa come meglio può donarsi a noi. Questo anche nel momento in cui veniva tradito. Ovviamente Gesù ha pensato alla nostra debolezza e ai nostri limiti, e sono sicuro che in quel momento lui era sicuro che noi uomini e donne abbiamo bisogno della sua presenza, perché se ne combiniamo guai. Ecco allora lui vuole lasciarsi se stesso, anche perché Gesù Cristo stesso ci ha detto: senza di me non potete far nulla. Per questo ci ha lasciato l'Eucaristia, in modo che ogni volta che ci troviamo soffocati per un problema o per l'altra, ci ricordiamo a Lui. Lui è presente nella nostra vita. Lui non soltanto si è fatto uomo, ha preso la nostra umanità, ma Lui si è fatto presente nel pane e nel vino, cibo del nostro cammino fino alla vita eterna. Ecco allora, questa è l'importanza dell'Eucaristia, soprattutto in questo giorno
sarebbe importante e bello che ciascuno di noi prenda l'impegno almeno di fare il suo meglio affinché non lascia trascorrere la settimana senza partecipare alla messa domenicale, ma non per un precetto, non per un comandamento, ma soprattutto per rispondere con amore all'amore che abbiamo ricevuto da Dio nell'Eucaristia. Ecco, allora siamo chiamati ad apprezzare veramente l'Eucaristia. I primi cristiani osavano dire: senza l'Eucaristia non possiamo vivere. Loro, quando venivano perseguitati e l'imperatore gli chiedeva di non partecipare, di non frequentare più l'Eucaristia, loro rispondevano: senza Eucaristia non possiamo vivere. E questo grido sarà ancora nei tempi nostri, in quei luoghi abbiamo appena ascoltato, in cui preti, sacerdoti e anche cristiani vengono uccisi, e questi non c'hanno paura, fanno di tutto per partecipare all'Eucaristia, alla messa. Perché? Perché senza Eucaristia non possiamo vivere. Io desidero concludere una riflessione, soprattutto abbiamo letto il Vangelo di oggi, è interessante che noi sull'istituzione dell'Eucaristia leggiamo il Vangelo di Giovanni che non menziona l'istituzione eucaristica. Perché? Perché Giovanni scrive tardi, cioè lui conosce bene che i cristiani sanno benissimo sono consapevoli dell'istituzione dell'Eucaristia, però ci scrive della lavanda dei piedi e ci viene letto proprio questo Vangelo. Perché? Perché l'Eucaristia è legata proprio alla Chiesa del Grembiule, cioè alla Chiesa che è in continuo servizio, che esce continuamente a servire l'uomo. Gesù Cristo ci ha lasciato la sua presenza per servire ciascuno di noi, e anche noi siamo chiamati ad essere di servizio per gli altri. Come ho fatto io, fate così anche voi. E allora essere dei cristiani che proprio riconoscono l'importanza dell'Eucaristia significa essere cristiani al servizio degli altri, al servizio nella famiglia, nella nostra comunità, che io anche voglio prendere l'occasione a ringraziare tutti coloro che nella nostra piccola comunità italiana rendono un servizio, perché è importante, e questo lo fanno per nessun guadagno, solo per mettersi in servizio agli altri. Ecco, allora noi siamo chiamati a servire, come Gesù stesso, anche se è il Signore, anche se è Dio, Lui ha servito ciascuno di noi. E anche noi, se vogliamo vivere veramente l'Eucaristia, ecco, allora dobbiamo anche essere di servizio a Lui. Tutto quello che facciamo, se siamo sposati, se siamo sacerdoti, se siamo al lavoro, se siamo a tempo libero, siamo in qualsiasi momento che siamo, l'importante, quello che ci deve qualificarci è proprio essere di servizio per gli altri. Ecco, allora desidero concludere proprio chiamando ciascuno di noi a ringraziare continuamente Gesù Cristo per questa sua umiltà. Noi a Natale ci soffermiamo a contemplare l'umiltà di Dio che si fa uomo, ma possiamo contemplare l'umiltà di Dio anche oggi, perché a Natale ha preso un corpo umano che possiamo vederlo, ma nell'Eucaristia si è nascosto dietro le specie del pane e del vino, si è umiliato sempre di più sotto delle materie.
allora lo ringraziamo della sua presenza e d'altra parte sentiamo la sua chiamata, perché l'Eucaristia è il sacramento dell'amore e l'amore viene corrisposta con l'amore. Ecco, allora possiamo, la nostra risposta a questo amore deve essere proprio quello di partecipare sempre di più all'Eucaristia insieme con i nostri fratelli. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. A questo momento ci sarà la lavanda dei piedi, ma come potete ovviamente indovinare non lo possiamo fare, anche perché non ci possono essere la presenza dei fedeli, ma anche perché non possiamo metterci in contatto fisico per stare attenti e cercare di aiutare gli uni gli altri. Ecco, allora oggi si ommette il credo e presentiamo a Dio le nostre umili preghiere. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiami vicino a sé in questo giovedì santo, vigilia della sua passione, per donarci la sua vita. A Lui, vittima d'amore, affidiamo le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo: Gesù, Signore e Maestro, ascoltaci. Gesù, Signore e Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, tu raduni il tuo popolo nella Santa Cena Pasquale. Concedici di accogliere il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Per avere parte con te, preghiamo. Gesù, Signore e Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, tu lavi i piedi agli apostoli e li chiami a seguire il tuo esempio. Concedi a tutti i cristiani di imitarti. Ti affidiamo in particolare il Papa, il nostro Vescovo, tutti i Vescovi e i sacerdoti, perché servano con totale dedizione il popolo che tu ami. Preghiamo. Gesù, Signore Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, il tuo sacrificio porti salvezza al mondo. Tutti i popoli della terra possono gustare il tuo dono di fraternità e di pace. Preghiamo. Gesù, Signore e Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, guarda con amore la nostra comunità e tutte le comunità cristiane. L'Eucaristia, cuore della fede, sia principio di unità e di missione. Preghiamo. Gesù, Signore e Maestro, ascoltaci. Allora in silenzio presentiamo le nostre preghiere. Signore, tu ci raduni e ci chiama amici, rendici segno di unità e pace per tutti gli uomini e accogli le nostre preghiere, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Bevanda di salvezza, benedetto. Lava, Signore,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A Te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato e nostro cibo ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Osanna, Osanna, sto Signor. Osanna, 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 Cristo Signor. Osanna. Osanna, 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 Cristo Signor. Osanna, 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 Cristo Signor. I cieli e la terra, Signore, sono pieni di Te. Sono pieni di Te. Osanna, 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 Cristo Signor. Osanna, 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 Cristo Signor. Benedetto che Lui che viene, nel nome del Signor. Nel nome del Signor. Osanna, 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 Cristo Signor. Osanna, 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 Cristo Signor. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la accolga nell'unità e lo governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione, per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a Te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo, nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo innanzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria,
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo nei tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo nostro Signore affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Dispone nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accogli nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti, della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scende la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei nostri fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormano il sonno della pace. Questo momento ricordiamo tutti i nostri cari defunti.
Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, Tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella Tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte nella comunità dei Tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del Tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, Tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. È la mia pace che lo do, è la mia pace che lo do, è la mia pace che lo do, la stessa pace che il Signore mi dà. Shalom, 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 Aleem, Shalom, 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 Aleem. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera della comunione spirituale. Ai Tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e Ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nesso nulla e nella Tua santa presenza.
Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Voglio ricordare tutti coloro che ci seguono tramite l'internet, soprattutto parlo coloro che vivono qui a Gozo. Questa sera possono visitare qualsiasi chiesa, le chiese saranno aperte, tanti di loro fino alle 11, ma alcuni anche fino a mezzanotte, in modo che possiamo visitare e ringraziare personalmente Gesù Cristo. Come sapete c'è la tradizione di fare le 7 visite a Gesù Eucaristia, però coloro che desiderano fare queste 7 visite sono, soprattutto parlo sempre di coloro che vivono qui a Malta, Gozo, sono chiamati a farli nella stessa chiesa, perché come tradizione generalmente andiamo a visitare delle chiese diverse, ma quest'anno proprio per la pandemia siamo chiamati a fare tutte le 7 visite al Gesù Eucaristia proprio nella stessa chiesa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Voglio ricordare che domani
venerdì santo cominciamo alle ore 15.